Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo notizie entusiasmanti da condividere con voi. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto un annuncio che entusiasmerà tutti i fan di Azzurra. Nel frattempo, l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia condivide le sue idee e le sue ambizioni per il club. Scopriamo tutti i dettagli di questa entusiasmante novità in occasione di un evento al Palacio Capodimonte. Aurelio De Laurentiis ha confermato la permanenza al Napoli dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il presidente del club ha rivelato di avere un accordo per altri 2 anni e di considerare solo offerte che non potranno rifiutare in futuro. Questa notizia conferma che Osimhen sarà il centravanti del Napoli sotto Rudi Garcia. La permanenza di Osimhen è una grande spinta per il club, dato che il giocatore è diventato capocannoniere la scorsa stagione. La sua presenza in attacco porta qualità e potenza di rifinitura e sarà la chiave per le ambizioni del Napoli la prossima stagione. Con la permanenza di Victor Osimhen, il Napoli rafforza la sua squadra e dimostra l'ambizione di raggiungere grandi traguardi. La conferma dell'accordo per altri 2 anni porta stabilità e fiducia al giocatore e ai tifosi. Sotto il comando di Rudi Garcia si prevede un calcio offensivo ed emozionante, dove Osimhen sarà l'attaccante principale. I tifosi del Napoli hanno motivo di essere entusiasti di questa notizia e possono aspettarsi una stagione entusiasmante. Segui il nostro canale per ulteriori aggiornamenti meteo e condividi le tue aspettative nei commenti qui sotto. E tu tifoso del napoletano? Sei entusiasta della permanenza di Victor Osimhen? Credi che sarà il marcatore di cui il club ha bisogno per raggiungere il successo? Lascia la tua opinione nei commenti e vibriamo insieme ai risultati del Napoli. Forza Napoli sempre!